Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Buon martedì 19 maggio, ancora un nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live e così come avete visto ad apertura di questa giornata l'immagine era della straordinaria Valle dei Templi di Agrigento. E sì, perché il nostro ospite oggi ci aspetta proprio lì. Noi vogliamo chiamarlo immediatamente perché siamo in collegamento con il presidente della Fondazione Italiani in Europa. Abbiamo il professor Giuseppe Arnone. Ecco qui Buongiorno siamo in carissimi, grazie per l'invito. Buongiorno professore, benvenuto, bentrovato, grazie per averci ritagliato questo spazio. Tra l'altro so oggi essere una giornata molto particolare, piena di impegni, per cui riusciamo subito a ritagliare questa intervista per lei e soprattutto per il popolo di Io Compro siciliano. Devo dire, lei è appunto presidente di una fondazione importante che è la Fondazione Italiani in Europa. Vogliamo parlare immediatamente della fondazione? La fondazione si occupa appunto di dare un'immagine, che è l'immagine della Sicilia, funzionando da incubatore sociopolitico, ma soprattutto incubatore economico e da vetrina sulle produzioni, sulle bellezze dell'isola. Abbiamo promosso questa iniziativa da più di 5 anni, siamo stati in giro per l'Europa promuovendo azioni di recupero dell'identità siciliana, delle tradizioni, dell'enogastronomia, del circuito dei sapori, delle bellezze naturali e parlando anche di turismo di ritorno dei borghi dove si è nati. Molto spesso gli siciliani che sono all'estero non sanno spiegare ai propri figli che sono nati appunto all'estero dove sono vissuti, in quali bellezze naturali sono cresciuti, cosa mangiavano, quindi torniamo a parlare del cibo, del food e soprattutto dei prodotti a chilometro zero che sono la vera cartina di tornasole per il riscatto della Sicilia. Quindi bellezza, enogastronomia, cultura e soprattutto una socialità che non ha pari in tutta Europa, forse nel mondo. La nostra è una penisola dello 0,53 della porzione terrestre, la Sicilia forse è lo 0,2 della porzione terrestre. Essa è dentro un circuito di mari quasi chiuso, ma aperto dallo stretto di Gibilterra. Abbiamo un clima e soprattutto una biodiversità che riguarda l'agricoltura, ma anche appunto il mare, che riguarda la collina e la montagna, come produzione di frutti, di ortaggi e di altro che nessun altro al mondo ha. Ecco perché la Fondazione Italiana in Europa si occupa di incubare le bellezze, di incubare i sapori, di incubare l'arte culinaria per farci conoscere nel mondo. Presidente, da quello che lei ci sta dicendo viene fuori come sempre quella che è la forte identità legata alla nostra terra, quindi il territorio, la bellezza, così come diceva lei, ma anche i prodotti. Devo dire tra l'altro che proprio ieri abbiamo avuto questo appuntamento con la dottoressa Di Benedetto che rappresenta la Sicilia fra le città che hanno firmato questo patto, questa carta universale che è il Milan Urban Food Policy Pact, che includeva 113 città nel mondo, circa 460 milioni di abitanti, che decidevano tramite questa carta universale di produrre, così come tra l'altro e consumare, così come lei ci stava poc'anzi dicendo, prodotti a chilometro zero, prodotti genuini, prodotti che rappresentino il territorio e soprattutto la bellezza e quindi la salute, anche quella che è preservare la salute. Noi proprio ieri parlavamo appunto di come creare una rete e mi sembra che la vostra fondazione in questo opera tantissimo, cioè quello di creare, così come lei adesso ci diceva, questa rete che diventi fondamentale nella promozione in Europa della nostra terra. Soprattutto creando delle occasioni di incontro e soprattutto di confronto tra quelle che sono le peculiarità del territorio, ma soprattutto quelle che sono quelli che propagano nel mondo l'immagine dell'isola. Ad esempio, una delle cose che bisogna dire,
oltre a questo progetto di cui lei ha parlato, che è un progetto importante di recupero dell'identità culinaria, ma soprattutto della proiezione e il confronto dei cibi e del gusto, noi dobbiamo cercare di recuperare e di portare in Sicilia e dalla Sicilia, fuori dalla Sicilia, chi produce. Ecco perché Compro Siciliano è un network importante, e faccio i complimenti che ha avuto l'idea che Compro Siciliano è facile da dire. Comprare siciliano significa comprare genuino, gestire la salute, avere la capacità di mangiare dei prodotti che hanno quindi un impatto di sostenibilità unico, non creano problemi di distrazione del territorio. Abbiamo forse qualche problema con la connessione del professor Arnone. Quello che ci stava dicendo, Quindi, naturalmente, sì, forse la stiamo perdendo, professore. Eccola, Dovrebbe siamo forse... in linea con dei parametri Okay. importantissimi per non sprecare il nostro territorio. Quindi la Fondazione ogni anno organizza una festa che si chiama Eccellenza Italiana in Europa, dove esaltiamo appunto la capacità che hanno i produttori siciliani di fare incontrare gusto, di fare incontrare cultura e soprattutto di fare conoscere quelle che sono la nostra storia di 13 dominazioni, da dove abbiamo preso il meglio, e noi siamo un'isola di accoglienza, un'isola di turismo, un'isola di sole, un'isola di cultura. La nostra è una cultura millenaria che trova nel cibo e nella sua preparazione una delle più straordinarie attività che può fare un siciliano. Professor Arnone, lei adesso toccava, perché poi questo accade appunto quando si parla della Sicilia, bisogna naturalmente, si parla naturalmente di quella che è la nostra storia, delle nostre dominazioni, del territorio, legato anche a quello che lei adesso diceva, legato al turismo. Voglio tra l'altro ricordare a tutto il popolo, a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, e devo dire, professore Arnone, siamo veramente felici perché siamo arrivati ad oggi a 216.273 presenze. Questa è la conferma del grande impegno quotidiano che ognuno di noi mette per portare avanti questo progetto, ma parliamo anche di turismo, nel senso che Io Compro Siciliano diventa anche un lifestyle, diventa uno stile di vita, questo stile di vita di identità che porta qualità nei prodotti, ma anche qualità dell'accoglienza. Noi quello che proponiamo è anche mettere in evidenza tutte le strutture che possano fare qualità di accoglienza, perché anche il turismo è un punto fondamentale di Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano è anche arte, artisti, ci sono tra l'altro tanti artisti che quotidianamente danno la loro conferma a quello che è questo progetto, che vuole essere quindi la proiezione di un Made in Sicily in toto, tutto quello che ci rappresenta, e quindi anche non solo tutto quello che riguarda il cibo, ma come dicevamo poc'anzi, il territorio, la storia, gli artisti, la ricezione, tutto quello appunto che è Sicilia. Permettetemi come sempre di fare dei ringraziamenti. Io volevo ringraziare chi ci segue ogni giorno: Fausta Intravaglia, Nello Elmo, buongiorno a tutti, Amalia Lopinto, Giusi Tinaglia, ancora Giuseppe Cioppino, Capanzano, buongiorno a tutti e buongiorno al dottor Giuseppe Arnone da parte di Giuseppe Cioppino Crapanzano, quindi penso che sia che è un grande artista, perché Giuseppe Crapanzano, detto Cioppino, nome d'arte, è un mio amico di Favara, il quale ha, con la sua passione per il teatro, creato una compagnia stabile dove ogni anno, attraverso una rassegna, attraverso dei video fantastici che vi invito a vedere, produce delle attività che riguardano proprio le tradizioni della Sicilia, il suo territorio, le sue importanti attività che sono riguardanti quindi il recupero dell'identità siciliana, sì, della tradizione. Giusy Tinaglia invece gestisce un bellissimo bed and breakfast, che è una casa vacanze che si chiama Villa Lisia, che è posizionato in una zona della provincia tra Naro e Palma andando verso Palma di Montechiaro. Quindi la nostra è veramente un'attività ridondante, ma non ridondante nel senso del termine, un'attività di completamento di quelle che sono veramente tante iniziative che a volte non hanno bisogno neanche di essere coordinate. Lo sa qual è il maggiore pericolo a volte
di queste attività che vanno avanti da sole, il teatro, la cultura, l'accoglienza, il mangiare, la produzione. A volte sono le istituzioni che al posto di coordinare frenano queste iniziative. Gli imprenditori vanno lasciati liberi di operare, devono avere l'opportunità di partecipare a dei bandi, per prendere dei soldi per delle migliorie. Ma una delle cose che purtroppo è deteriore nella questione sono i collegamenti viari, i collegamenti autostradali. Nella nostra provincia, ad Agrigento, e se noi tagliamo in quattro la Sicilia, nel quadrante sud-occidentale dell'isola, siamo l'unica provincia ad non essere collegata con le autostrade e non avere un aeroporto. Tante battaglie in passato abbiamo fatto proprio per questo, quando eravamo amministratori alla provincia, eravamo arrivati lì per l'aeroporto con il presidente della provincia Dorsi, ma alla fine non riuscimmo a completare quel sogno. Oggi il sogno può diventare ancora realtà. L'autostrada Catania, Agrigento-Catania, passando per Caltanissetta. Ho di nuovo qualche difficoltà con il professor Arnone. Nel frattempo permettetemi di leggere questo messaggio che vedo in sovraimpressione di Chiara Sedita. Professor Arnone, la nostra connessione forse dobbiamo riprovare un attimino. Adesso la regia prova a riconnettersi. Nel frattempo leggo questo messaggio di Chiara Sedita che dice: se non erro, Giuseppe Crapanzano ha realizzato in collaborazione con Io Compro Siciliano il video a Mottamu, che per ora gira veramente ovunque. Complimenti. Si vede tanta progettualità in Io Compro Siciliano anche da queste azioni di realizzazioni di video. Sono e siamo con voi. Grazie a Chiara Sedita. Ed ancora, ecco qui, professore, io nel frattempo ho letto un messaggio di Chiara Sedita, che è un'altra amica di Io Compro Siciliano, che diceva che proprio Giuseppe Crapanzano ha realizzato per Io Compro Siciliano un video che è un video a Mottamo, che è un video che tra l'altro sta avendo grande consenso, quindi effettivamente conosciamo anche noi, quindi ringraziamo Giuseppe. Crapanzano è stato il primo in assoluto a fare un video che riguarda il virus, il coronavirus che in questo momento storico stiamo tutti vivendo, quando attraverso appunto il suo video di grande respiro sociale prendeva spunto per diciamo, includere nella società, perché noi vedevamo agli inizi chi aveva gli occhi a mandorla per noi era un nemico da evitare, da allontanare. Giuseppe ha realizzato un video bellissimo con un ragazzo che è nato a Favara, quindi italiano, però diciamo figlio di cittadini cinesi, i quali veniva, come dire, escluso dal gruppo perché si pensava che il coronavirus avesse nei cinesi o negli orientali, insomma, l'inizio di questa. Poi abbiamo scoperto che non è così, il mondo è vario, il mondo è variegato. Giuseppe riesce veramente. Compro Siciliano è un network che si presta anche ad analizzare gli aspetti che riguardano anche la musica e le tradizioni siciliane. Ad esempio, non possiamo dimenticare che ci sono dei ragazzi spettacolari come i Ricundu di Agrigento, che sono stati ospiti nella nostra festa, che hanno ripreso le canzoni di Rosa Ballistreri, quindi il ritorno del folk e la tradizione musicale, chiaro. Così come abbiamo avuto Sara Chianetta, che è una tenore importantissima, ma gruppi anche dall'estero, che sono proprio i siciliani che sono nati all'estero ma che ritornano. Angelo Vita dalla Germania, Dalina Dubbio dal Belgio, abbiamo avuto Massimo Ferrari dalla Svizzera, l'Accademia di Canto di Lia Minio, di Denise Lombardo, cioè l'Accademia Sirius appunto. La festa è diventata un riferimento nel territorio, anche perché abbiamo fatto una fiera dei prodotti tipici in collaborazione con la Coldiretti. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo sposato l'idea di Compro Siciliano, perché già di fatto ci occupiamo di esprimere e di far conoscere, di esprimere il concetto della sicilianità. Il nostrano, il food siciliano. Tutto però deve essere coordinato
le istituzioni devono metterci i soldi, devono metterci ho qualche difficoltà nuovamente con la connessione. Professore Arnone, nel frattempo vediamo un attimino se riusciamo a ripristinare bene la linea col professore, magari forse adesso lo rivedo. Da quello che viene fuori anche da questo spaccato della nostra conversazione, sicuramente devo dire un importante ruolo, e anche qui vorrei un attimino soffermarmi, va dato a tutti gli imprenditori, quegli imprenditori piccoli o grandi che decidono di partire dalla nostra terra. Devo dire, professore Arnone, questo lo si fa nel piccolo, lo si fa nel grande. Devo dire proprio i tre ideatori di Io Compro Siciliano, l'ingegner Giorgianni, Davide Morici, Francesco Caravello, questo l'hanno sempre fatto nel loro bagaglio professionale, nella loro vita, e da imprenditori, senza avere avuto aiuto alcuno, hanno immaginato di poter, in un periodo sicuramente di grande difficoltà, quello che abbiamo vissuto, stiamo vivendo, di puntare ancora di più l'attenzione su noi, sulla Sicilia. Anche qui vorrei chiaramente fare un passaggio importante che è rivolto a tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano, e sono tanti, ci sono tanti non siciliani nel nostro gruppo, ma voglio sottolineare ancora una volta che il nostro non è regionalismo, che il nostro vuole essere la possibilità di dire ad ogni regione d'Italia: attenzioniamo dapprima i nostri prodotti locali e poi spostiamo il nostro sguardo più in là, perché è importante partire dal piccolo. Mi permetta ancora, professore, di leggere qualche messaggio. Sempre Giuseppe Cioppino appunto la saluta. Alba Scordio, buongiorno, Io Compro Siciliano. Vita Adriana Battaglia, Giuseppe Giorgianni, appunto uno dei tre fondatori di Io Compro Siciliano. Saluta. Poi abbiamo il Faraone Palermo, buongiorno a voi. Alessia Smile and Food, buongiorno Katiuska, a te e al tuo ospite. Alessia Smile and Food è un altro tassello importante di Io Compro Siciliano, perché abbiamo voluto anche dare dei punti di riferimento importanti, professor Arnone, all'interno di Io Compro Siciliano, che è il palinsesto. Nel palinsesto c'è questo appuntamento delle 12, c'è l'appuntamento delle 18 con aperitivo social di Francesco Caravello, c'è un appuntamento molto importante che è proprio dedicato poi ai prodotti, Alessia Smile and Food, ed è Io Compro Siciliano Chef. Alessia tra l'altro trasmette da Palazzola Credo, una bellissima cittadina, quindi ciao Alessia. Giuseppe Di Giovanni scrive: conosco ogni angolo conosciuto e nascosto della Sicilia. Ho deciso di rendere disponibili a tutti tutte le mie conoscenze, promuovendo i luoghi più reconditi e da favola presenti sull'isola. Viaggio Tavarello, io aggiungerei anche Io Produco in Sicilia. Stella Maris Gambucarda, ripeto, hanno lievitato i prezzi, parliamo anche di questo, adesso ne parliamo. Patrizia Cellini, Rita Elia, Patrizia tra l'altro che è un'altra nostra collaboratrice. Stefania Caccamo scrive: salve a tutti, complimenti alla forza di perseveranza, costanza e credo di Io Compro Siciliano. Bellissimo il video che hanno realizzato a Mottamu, complimenti sull'idea della 500 che tutti dobbiamo spingere, uniti stiamo facendo tanto. Quindi complimenti a Giuseppe. Per quanto riguarda Patrizia Cellini, è una nostra collaboratrice, ciao Patti. Rita Elia, organizzatrice di eventi. Per quanto riguarda i prezzi, beh, devo dire, noi dobbiamo anche aiutare i nostri amici produttori, perché più compriamo, più diamo la possibilità di abbassare i nostri prezzi per poter rendere tutto più semplice, ogni tassello molto più semplice. Professore, ad esempio su questo io volevo aggiungere che si è passati dal concetto di stare insieme creando la sinergia al concetto di filiera. Nella filiera agroalimentare, della produzione agroalimentare, in questo caso della Sicilia, ci sta tutta una filiera corta che porta dal consumatore
dal produttore al consumatore attraverso il network Compro Siciliano tutti i prodotti nella nostra tavola. Compro Siciliano non è solo un marchio. Ho di nuovo difficoltà con la linea. Soprattutto Compro Siciliano è soprattutto un network di sicilianità e di cultura del Mediterraneo. Noi dobbiamo guardare ai popoli del Mediterraneo che sono la nostra cartina di tornasole. Compro Siciliano ha il merito quindi di farci sentire importanti, orgogliosi, non con i soliti stereotipi. Compro Siciliano è un network che ha riempito un vuoto, un'idea straordinaria. Queste persone gli faccio veramente complimenti. Faccio complimenti alla trasmissione, a quello che state realizzando, perché la Sicilia ha bisogno di questi momenti di recupero dell'identità, ma non in chiave di regionalismo e di isolazionismo, ma in chiave appunto di completamento e come dire, di esaltazione di quello che può essere la nostra regione insieme alla Toscana, insieme all'Emilia-Romagna, insieme alla Calabria, insieme alla Puglia. L'Italia fortunatamente ha tanti campanili, l'Italia fortunatamente ha tante diversità, l'Italia fortunatamente ha tanti monumenti. L'80% del patrimonio archeologico è in Italia, di questo 80%, il 60% è in Sicilia, vuol dire qualcosa. Il clima che abbiamo in Sicilia vuol dire qualcosa. Il grano che si produce in Sicilia vuol dire i dolci, tutte le altre cose, la pasta alla norma, che come voi sapete è famosa in tutto il mondo. Tutti questi brand siciliani, gli amari, le produzioni orticole, le produzioni dell'ortofrutta, sono veramente delle eccellenze che oggi iniziano ad essere apprezzate, perché quando si vuole mangiare bene si spende magari qualche euro in più. E Compro Siciliano è il merito che fa da incubatore e fa conoscere attraverso la percezione della cultura, poi fa conoscere il gusto, perché ricordate che una cosa da mangiare è buona, ma deve essere anche bella da vedere, quindi una nuova immagine attraverso un nuovo packaging di tutti questi prodotti. Ecco perché l'idea è straordinaria. Questa idea la dobbiamo fare crescere ogni giorno senza commettere l'errore di arrenderci o magari di emulare qualche altro colosso della produzione e della vendita. Noi non siamo americani, non siamo capitalismo di quello rampante, ma dobbiamo mettere insieme tutta la Sicilia, perché attraverso questo meccanismo la Sicilia può crescere. Volevo dire un'altra cosa. Compro Siciliano ha anche il merito che noi siciliani che venivamo identificati con la parola mafia in giro, oggi ha il merito di dire che noi siciliani siamo questo, che noi siciliani siamo un popolo non solo di intraprendenti, ma un popolo anche di cervello. Tant'è vero che senza esaltarci abbiamo le migliori produzioni, le migliori qualità dell'attività anche culturale internazionale. Tanti siciliani oggi hanno ruoli importanti. E allora noi dobbiamo fare in modo che dei figli dei nostri connazionali che sono all'estero, che sono nati all'estero, li dobbiamo fare tornare nei luoghi nativi, li dobbiamo fare gustare i nostri cibi, gli dobbiamo fare un circuito del gusto, il territorio, la storia, la cultura, che possa diventare un elemento preponderante di quello che oggi proprio Compro Siciliano si prefigge. Professor Arnone, non sa quanta gioia mette nei nostri cuori sentire parlare, tra l'altro, un uomo come lei, che tra l'altro rappresenta anche un importante tassello, perché ricordo, magari per chi si fosse collegato solamente adesso, che il professore Giuseppe Arnone è presidente della Fondazione Italiani in Europa, per cui detto da lei acquisisce veramente per noi un grande valore, e arriva per lei un complimento speciale da Francesco Caravello, che è uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano. Francesco, come dicevo poc'anzi, porta avanti questo appuntamento delle 18, che è Aperitivo Social, dove diamo faccia alle aziende. Lui dice: buongiorno, ringrazio il tuo ospite per i complimenti, ma come dico sempre, noi abbiamo il merito di aver creato una tela bianca
la vera opera la stanno decorando le nostre meravigliose eccellenze siciliane. Grazie a Ciccio Grazie a Francesco. Caravello. Grazie. E Ma poi sa, ancora, sì, sì. Noi dobbiamo promuovere il brand della Sicilia attraverso delle fiere mirate, realizzando alcune iniziative che sono il network, i social network che ormai sono la cassa di risonanza di tutto, però dobbiamo andare nei posti dove c'è la presenza italiana in Europa e nel mondo e a fare degustare questi prodotti, ma non con le solite fiere che si fanno tanto per creare il marchio e per creare, diciamo, tantissime sono importanti, però dobbiamo essere noi a promuovere il nostro territorio con delle azioni minime. Ad esempio, noi a Favara abbiamo il dolce dell'agnello pasquale, che è un'altra grandissima produzione che poi vorrò parlare con Francesco e con l'ingegnere Giorgiani e con tutti voi per promuoverlo all'interno dei prodotti di Compro Siciliano, perché noi facciamo questo dolce tipico fatto di mandorla e pistacchio della nostra terra, una produzione artigianale che vede impegnate tantissime persone nelle proprie famiglie a produrre questo dolce e inviarlo in tutto il mondo. Però anche lì abbiamo bisogno di dare una mano dal punto di vista organizzativo. Abbiamo la Farm Cultural Park del notaio Andrea Bartoli, sì, il quale è un eccellente mecenate che ha rifatto sull'onda non emozionale, ma sull'onda di un progetto europeo, ha ricostruito il centro storico dei Sette Cortili a Favara, dando adesso un'anima, creando anche dei circuiti di sapori. Professore Arnone, tra l'altro abbiamo avuto modo, mi perdoni se la interrompo e poi le do immediatamente la parola, abbiamo avuto modo di parlarne perché abbiamo avuto proprio ospiti loro che ci hanno mostrato bene la meravigliosa città, quindi ci piace ancora risentirlo dire. Prego, prego, stava continuando, professore. Poi alla fine dobbiamo convincere alcuni produttori che la grande distribuzione non fa per noi. Dobbiamo convincere la grande distribuzione a creare dentro i propri spazi degli L'abbiamo ripreso, ma quello che stava dicendo il professore era quello di creare all'interno della dove c'è la denominazione di origine geografica, tutte queste cose vanno fatte certificare le filiere, le iniziative, ma voi siete bravi, sono bravi, questi nostri tre amici che hanno pensato Caravello, Giorgiani e l'altro come si chiama? Morici, Davide Morici. Ah, Davide Morici, che mi sembra il più giovane del gruppo, hanno idee e fegato per fare crescere veramente un indotto e così crescendo l'indotto può crescere la Sicilia perché arrivano, c'è il turismo, l'incoming, il turismo dall'estero, non legato solo alla stagionalità. Ad esempio c'è da fare una cosa importante, io l'idea che lancio ma poi in privato ve la faccio avere. Da qualche tempo le ferrovie dello Stato, attraverso i treni storici, fa dei circuiti del busto in tutta la Sicilia. Loro iniziano dal primo gennaio al 31 dicembre e toccano tutti i paesi dove ci sono le sagre paesane e le feste religiose che, come voi sapete, in Sicilia hanno un'importanza strategica. Se in questo inseriamo il circuito Compro Siciliano può diventare una cosa importante, così come la festa eccellenza italiana in Europa che noi organizziamo da quasi 5 anni può diventare un elemento di raccordo tra quelli che stanno all'estero e la Sicilia. Sono delle idee buttate giù, spero mi convocano a più presto, non solo per prendere l'aperitivo, anche magari per fare una cena di prodotti tipici di una delle province siciliane dove si fanno le produzioni più importanti, autoctone di tutti i prodotti, dal formaggio al vino, all'olio, appunto alla cipolla, all'aglio, alle cose che esaltano la cucina. Professore Arnone, adesso torno da lei perché su una cosa che ha appena detto e lì la voglio sottolineare, anzi strappo subito una promessa non appena ritorno da lei. Allora, Giusy Pinaglia, complimenti per il bellissimo video a Muttamo, Uniti si vince. Rita Elia, dicevo poc'anzi, lei è di Termini Imerese, organizzatrice di eventi di un importante premio letterario, scrittrice, lei scrive un caro saluto da Termini Imerese, io compro siciliano, parlo siciliano e mangio siciliano. Ciao Rita, grazie. E poi Vicky Lorz da Londra, hi there Sicily.
Quindi, beh, continuiamo ad avere consenso. E torno a quello che lei poc'anzi aveva detto, ed è importante. È importante perché avere ospiti così, lei oggi, professore Arnone, ieri la dottoressa Di Benedetto, ma devo dire sono tutti ospiti che lasciano veramente il segno, perché Io Compro Siciliano è stile di vita, ma diventa vera e propria proiezione, diventa vera e propria rete, diventa sinergia. Proprio ieri, appunto, come stavo accennando all'inizio, stiamo proprio stilando quest'intesa con il Milan Urban Food Policy Pact, ma adesso vengo da lei rispetto anche ai suggerimenti. Potrebbe anche esserci una rete, un incontro fra gli intendimenti della Fondazione Italiani in Europa con Io Compro Siciliano rispetto a quello che lei ha appena detto. Assolutamente sì. E mi è venuta in mente una cosa mentre lei proponeva la domanda così articolata, alla quale non posso dare una risposta semplice, ma una risposta articolata per come merita. La Fondazione Italiana in Europa e gli siciliani nel mondo si possono occupare di fare delle iniziative che attraverso i vari ristoranti italiani e siciliani che sono in tutto il mondo propongono dei prodotti e organizzano dei show cooking facendo ritornare in mente ai cuochi che lavorano in questi ristoranti italiani come sono i prodotti siciliani e come vanno essi, come dire, amalgamati e gestiti e esaltati con i sapori che solo noi abbiamo. Questo non è un vanto, ma solo noi abbiamo, perché alcune piante officinali, alcuni aromi nascono e crescono solo in Sicilia, con l'aria, con il clima che noi soli abbiamo. Il mare poi è un esaltatore non di sapidità attraverso il sale, ma un esaltatore di bellezza. Quando uno mangia un pesce e arriva al mare, a Lampedusa, a Linosa, ad Agrigento o a Milazzo o nelle isole Eolie o nelle Egadi, non è la stessa cosa di mangiarti un pesce in una zona circondata da colline, che magari è bello dove puoi mangiare la carne, che è la Toscana, ma qui veramente si respira lo iodio, si respira il mare, si respira l'aria frizzantina delle coste siciliane. Poi abbiamo questa grande produzione di frutta di stagione, che non deperisce mai, che non va tenuta con conservanti, quindi è veramente naturale, tutto naturale. Genuina, Il pane, genuina. vogliamo parlare del pane, dei grani antichi siciliani? Vogliamo parlare della caponata? Vogliamo parlare di queste cose? Di cosa parliamo? Ci sarebbe da dedicare 24 ore al giorno di trasmissioni per fare questo. E poi vi farò arrivare al Compro Siciliano una pubblicazione che noi abbiamo fatto, che abbiamo comprato. Sono dei libri che parlano appunto del circuito dei sapori. Ne ho 100-200 copie, ve le darò con piacere per darle, magari per spedirle, dove ci sono le feste paesane, i monumenti della Sicilia, collegati ai piatti del territorio e alla produzione del territorio. Questo ve li farò avere, magari l'ingegnere Giorgiani vi darà l'indirizzo e ve li spedisco tutti, così magari vi capita di darli in giro. Ci sono dei dolci, le cassate, tutte i dolci tipici, il street food siciliano e le cose più importanti. Io vi devo lasciare, perché io vi devo lasciare. Va bene, sapevamo di questo. Io la ringrazio, professore Arnone, per le parole che ha dedicato a Io Compro Siciliano. Finisca soltanto con questa parola e poi chiudiamo il collegamento. Io compro siciliano. Io compro siciliano. Ci piace, grazie professore. Ciao, Ad Maiora. ciao. Beh, sapevamo che proprio alla mezz'ora il professore doveva lasciarci per un impegno precedentemente preso, e quindi in bocca al lupo al professore Arnone, e soprattutto siamo riusciti a strappare anche un'importante promessa, che è quella anche in questo caso di creare rete con la Fondazione Italiani in Europa. Ancora vorrei leggere questi messaggi. Salvatore Castelli scrive: i miei complimenti da New York. Io vivo da 4 anni, ma sono alla continua ricerca dei nostri prodotti, perché ritengo siano i migliori al mondo, visto che ho avuto modo di girare il mondo,
andiamo alla grande, comunque ritenetemi a vostra disposizione per qualsiasi iniziativa. Qui a New York, buona serata. Ciao Salvatore, assolutamente sì, un bacio a te, un grande bacio. Davide Morici, il saluto andava al professor Arnone, eccellente promotore del Made in Sicily di Io Compro Siciliano, condivido il pensiero, la rete, le nostre eccellenze, risaltare il Made in Sicily e fare sinergia porterà il rilancio dell'economia siciliana. Beh, io chiudo con questo messaggio proprio di Davide Morici, che ricordo insieme a Francesco Caravello e Giuseppe Giorgiani essere i promotori di questo meraviglioso mondo e popolo e progettualità di Io Compro Siciliano. Continuano ad arrivare, come vedete in questo momento lo stiamo vedendo in sovraimpressione, si continua a parlare di noi sulla Sicilia proprio in una pagina dedicata all'economia, un marketplace per eccellenze. Quello che diceva poc'anzi il professore Arnone, quello che diceva legata alla promozione nella grande distribuzione dei prodotti siciliani. Beh, sapete che questo è anche un punto importante nella progettualità di Io Compro Siciliano, perché si vuole immaginare di proiettare anche nella grande distribuzione, sempre con un'identità ben precisa legata a Io Compro Siciliano e quindi i nostri prodotti, per cercare di proiettare il Made in Sicily in Italia e quindi nel mondo. Sempre il nostro vuole essere un grazie, in genere lo dico all'inizio, oggi avevamo immediatamente il bisogno di fare entrare subito in diretta il nostro ospite proprio perché c'era questo impegno e quindi non ho iniziato al solito modo, quindi devo farlo a chiusura. Grazie. 216.273 volte, grazie! Vi diamo appuntamento alle 18, come tutti i pomeriggi, con il mitico Francesco Caravello che dà faccia alle nostre aziende e ai nostri prodotti, perché continua a scrivere e a dipingere quella meravigliosa tela bianca che tutto il popolo di Io Compro Siciliano continua a colorare con tanta energia e forza. Domani saremo a Bagheria e sarà proprio con Francesco Caravello, perché mi porta a conoscere un grandissimo chef conosciuto in tutto il mondo. Lui è Tony Lococo. Domani grande puntata. Vi aspettiamo, grazie come sempre, scusate. Io compro siciliano. Ciao! A domani, ciao!